aspetta che mi pettino perché allora intanto buongiorno a tutti, siamo sempre con Marco a Tre Sorelle, oggi è anche una giornata importante perché stasera c'è lo scontro. L'Inter massacrerà Ecco, no, io ho detto prima, sarebbe sua. bello che andassero ai rigori, in modo tale che vediamo una bella cosa. Abbiamo anche il dottor Vincenzo, ecco qua Vincenzo, adesso mette la mascherina perché siamo lo stesso distanziati, però. E quindi io ieri sono andato, vi avevo detto, andato dal dentista e mi era venuta questa, che sono entrato nello studio dentistico del mio amico Carlo e ho detto scusa Carlo, per cortesia, puoi accendere un po' di musica perché ho un dente che mi balla, ma questa è l'anteprima di questa mattina. No, e mi è venuto spontaneo perché ho visto una signora con due borse fuori qua del tuo collo, mi è venuta spontanea la barzellettina che c'era, sai che una volta in aperta discoteca noi andavamo alla Botte, Love Story, no, Scarpantibus, dove andavamo? Al lago. Al lago, vedi, al lago, poi c'era la grotta, allora andavamo qua, Love Story, era Tropicana, insomma, grandi discoteche, adesso non ci sono più, quella era vera, dove anche si combinava. E quindi c'era questa vecchietta, no, che cammina per strada, a un certo punto da una borsa, da due borse grandi, da una borsa di cano 20 euro, 20 euro, 20 euro, faceva, sai, questa scia di 20 euro, i carabinieri passano, fermano, li raccolgono i soldi, signor te, Besca, Colin Best, è rotte le borse, ma, oh grazie, ma grazie, scusi signora, come dici, ma c'è mai che i Besca vieni fuori? No, due regolare, perché io sto vicino alla discoteca, ecco, no? Però io mi ero stufato, perché confino con la discoteca, che re di plastica. Però ogni mattina a 5 arrivavi lì dai frusci e si mettevi a pissare dal mio giardino, era pieno di pis le mattine. Allora io ho fatto una roba, mi sono preso quelle forbici che decise, le forbici per tagliare la siepe e ogni volta che uno metteva il pisello io mi mettevo lì e dicevo allora o mi date 20 euro o vi taglio il pisello. Porca miseria, signore, c'è coraggio. Ma e che altre borse c'hai? Che non è un pagliato? Allora, ci vediamo domani, sempre a Dio piacendo da Vincenzo. Ciao.